mio nome è nessuno. Vivo nelle stanze del potere e so le cose. So perché Giorgio Napolitano, la settimana scorsa, ha chiamato al colle il ministro dell'economia Padoan. Si conoscono bene loro due. È stato proprio Napolitano a volere Padoan al posto di Saccomanni e adesso non sopporta che il suo ministro prenda ordini da Matteo Renzi senza consultarlo. Il governo ha mandato all'Europa una lettera sulla deroga al pareggio di bilancio. Padoan l'ha scritta, ma a dettarla politicamente è stato Renzi, che ha bisogno di trovare i soldi per coprire i costi dei suoi annunci da piazzista. A Napolitano quella letterina non è andata giù. Non ne sapeva nulla e quando l'ha vista è andato su tutte le furie. Prima ha convocato Padoan e poi Renzi e ha chiarito un paio di cosette. Ovvero che le riforme non si fanno senza il suo assenso. Renzi potrà anche avere stretto un patto con Berlusconi, ma Napolitano vuol fargli sapere che senza di lui non va da nessuna parte. Renzi non è stato eletto, quindi, finché non passerà dalle urne, deve concordare le sue azioni con il Colle. Napolitano gli ha fatto poi sapere che la priorità è il risanamento del debito pubblico e dunque Matteo deve stare attento a non esagerare con le promesse. Non deve fare il passo più lungo della gamba. I cordoni della borsa vanno tenuti stretti. L'Europa ci guarda e soprattutto Re Giorgio ha dato un ultimatum a Matteo. Dopo le elezioni europee, una bella manovra aggiuntiva non ve la leva nessuno. Renzi ha voluto farsi gli spot senza avere le coperture? Peggio per lui e peggio per gli italiani, che dovranno ancora una volta mettere mano al portafogli. Dunque, preparatevi, perché dopo il voto e dopo tutte le belle parole che avete sentito in questi mesi, c'è una bella stangata in arrivo, che Renzi voglia o no. L'austerity e il rigore, no, non sono finiti. Re Giorgio era stato zitto per un po', ma adesso ha deciso di riprendere in mano la palla e far sentire la sua voce. State pronti a rimetterci dei soldi? Fidatevi di nessuno.